Secondo giorno di assemblea permanente da parte dei lavoratori del comune di Porto Empedocle, fino alle ore 12 si estendono dal lavoro in quanto in stato di agitazione. I dipendenti lamentano il mancato salario pagato dai mesi di ottobre e novembre e si preoccupano per quello di dicembre, la 13ª. Da qui la decisione di occupare l'aula consiliare. Per il giorno 11 mattina è previsto anche un sit-in dei lavoratori in prefettura. Noi siamo in assemblea per ribadire intanto i nostri diritti, perché noi crediamo che ci sia stato un vulnus, capiamo tutte le rimostranze e tutte le condizioni che hanno portato al pagamento delle due spettanze, delle due mensilità per quanto riguarda gli operai delle ditte della Real Marina. Non ci mettiamo, non siamo contrapposti perché sarebbe una battaglia tra poveri, invece noi dobbiamo fare battaglie per il progresso, però tuttavia dobbiamo dire che questa situazione che già nel tempo si è avuta, c'è il rischio che si possa concretizzare in altri momenti, perché alla fine, alla base di tutto il ragionamento che riguarda soprattutto i rifiuti, e io ne parlo come addetto ai lavori, c'è un problema di fondo che l'appalto per così è stato congegnato e anche alla luce di quella che è la situazione regionale complessiva degli impianti, di tutto quello che gira intorno al mondo dei rifiuti, porta a un eccessivo aumento delle spese e a questo corrisponde un mancato incasso o un incasso parziale da parte della TARE e da parte del Comune di Porto Empedocle. Per cui io credo che sarebbe opportuno a livello regionale ma anche a livello provinciale rivedere, rimettere in gioco tutto quello che riguarda il mondo dei rifiuti, perché così facendo noi certamente non risolveremo. Do solo un dato: ad esempio noi abbiamo portato per un sacco di tempo la frazione organica a Marsala, oppure ora abbiamo contattato l'impianto di Ragusa, cioè a dire una cosa che dal punto di vista ecologico non sta né in cielo né in terra, per cui al di là del fatto degli stipendi che noi rivendichiamo perché abbiamo lavorato, c'è un problema di fondo e la vicenda dei rifiuti va trattata in maniera complessiva da parte della Regione e quindi a cascata da parte di tutte le autorità territoriali.